Allora, siamo col dottore Chanot, che è nella lista Mariano Ferro presidente con il Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia Indipendente. Dottore Chanot, la problematica della pesca e collegata ovviamente al carburante e alla benzina in Sicilia, quali sono le sue osservazioni? Ma noi dobbiamo dire che la pesca è un settore emblematico, cioè la Sicilia che aveva una tradizione ultramillenaria proprio di pesca, come dimostrano anche dipinti, statue, cose archeologiche, è quasi espulsa dal Mediterraneo. Recentemente abbiamo letto la notizia di pescherecci fermati in Egitto, fermati in Libia, e anche di tante limitazioni che hanno i pescatori, specialmente quelli dell'area di Mazzara, del Trapanese, eccetera, perché è la flotta più potente del Mediterraneo, quindi trova molte difficoltà. E viene praticamente subordinata agli interessi della Tunisia. Per carità, io sono per la fratellanza con i paesi che affacciano sul Mediterraneo, però è pure vero che dobbiamo difendere gli interessi della Sicilia, perché gli accordi che ha fatto la Comunità Europea, gli accordi che ha fatto il governo italiano, sono tutti accordi che riducono il diritto di pesca, il diritto fondamentale di pesca, perché per un'isola da tutti i lati, diciamo... Un'isola che è un arcipelago di 20 isole, quindi diciamo, è un territorio... La pesca il mare è il territorio della Sicilia. È uno dei settori fondamentali, dei quali non si può fare a meno. Invece veniamo proprio traditi, e io ricordo sempre le parole di un deputato inglese che disse che una volta fu applicata la legislazione che avevano fatto per i mari del nord, l'applicarono anche alla Sicilia per merito suo, diciamo, per evitare che fosse esclusa la Sicilia da ogni forma contributiva, quindi il danno sarebbe stato maggiore di quello di una legge fatta male, perché una legge fatta male poi si può aggiustare, mentre se veniva scartato chissà quanti anni doveva aspettare per avere i pescatori siciliani delle agevolazioni. Ma la cosa più grave fu che questo deputato disse: siccome i deputati siciliani non c'erano, io mi sono improvvisato, perché quel giorno, ora mi dispiace non avere proprio la registrazione o i dati di questo che narrava, ma praticamente il discorso era pressopoco questo: questa legge fu applicata a fine settimana, cioè o giovedì o venerdì, quando i deputati siciliani già erano partiti, perché diciamo, l'interesse per il collegio elettorale, per mantenere i rapporti con i propri elettori, superava quello degli interessi generali del popolo siciliano. Ma io non la faccio tanta lunga per il passato, guardiamo il presente. Manca una strategia siciliana per la pesca in Sicilia. Sappiamo bene che abbiamo le concorrenze di tutti gli stati stranieri, abbiamo la concorrenza dei pescatori degli oceani, diciamo, dei paesi che fanno pesca oceanica, abbiamo importazioni di pesce, eccetera, ma abbiamo anche l'impossibilità di pensare a un grosso progetto di sviluppo e anche a un grosso progetto di coltivazione del mare Mediterraneo nella maniera più naturale possibile. Allora, evidentemente tutto questo per un arcipelago nazione, per un'isola nazione che si trova nel centro del Mediterraneo, è paradossale, è inaccettabile e dovrebbe essere uno degli argomenti più validi in questa campagna elettorale, perché se non si parla di Sicilia non si parla di niente, non serve questa campagna elettorale, bisogna parlare di Sicilia in un momento di crisi della Sicilia, dei valori siciliani, dell'economia siciliana, della stessa regione siciliana. E inserirei io in questo discorso diciamo di recupero del diritto di pesca, perché parliamoci chiaro, il diritto di pesca si vuole vendere, è una merce di scambio per la carriera degli ascari, ma anche per le grandi manovre che si fanno a livello europeo e a livello italiano. E bisogna affrontare il problema della defiscalizzazione dei carburanti. Quella è un altro diritto che viene negato al popolo siciliano. I pescatori consumano molto carburante. Riguarda i pescatori, riguarda l'economia in generale, riguarda il mondo dell'auto, riguarda anche l'inflazione, perché è chiaro che la lievitazione del prezzo della benzina, dei vari carburanti, dei vari derivati del petrolio,
fanno diminuire la possibilità di maneggiare soldi al popolo siciliano, insomma. È una perdita a 360 gradi, della quale però non si parla, perché se voi state attenti, ben pochi fra i candidati presidenti hanno affrontato questo discorso, ben poche delle liste in lizza hanno affrontato questo discorso. Di che cosa ci parlino lo sanno loro, ma il voto di scambio, la corruzione, il tradimento della Sicilia hanno campo quasi libero. Quindi da qui il ruolo importante sia degli indipendentisti siciliani del Fronte Nazionale Siciliano di Vita Indipendente e sia del popolo dei Forconi, Mariano Ferro, presidente. Speriamo che il pubblico, il popolo siciliano, insomma, premi questa buona volontà e la progettualità, soprattutto si chiama la Sicilia, non è più buona. Grazie a lei, dottor Scianò.